A causa della costante crescita di casi accertati di coronavirus a livello globale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, chiamata comunemente OMS, ha deciso di dichiarare lo stato di pandemia. La veloce trasmissione del Covid-19 in molte regioni italiane ha portato a oltre 800 morti in tutta Italia. Sono però le modalità di diffusione del coronavirus a preoccupare e che si sta evolvendo a livello globale. In poche parole, ciò che si temeva è arrivato, ma ricordiamo quali sono le differenze tra focolaio, epidemia e pandemia. Cos'è un focolaio? Un focolaio è quando una malattia infettiva porta ad un aumento improvviso di contagi all'interno di una comunità, regione, però ben circoscritte. E il caso più vicino è quello che è successo al nord Italia, ma ciò ormai è un'infezione che appartiene purtroppo al passato. Allora, cos'è l'epidemia? Con questo termine si intende la manifestazione frequente e localizzata, ma limitata nel tempo, di una malattia infettiva. E questo per esempio è il caso dell'influenza, riscontrata stagionalmente in tutto il mondo. In questo panorama, non esistendo un vero e proprio focolaio, ma una trasmissione diffusa del virus, si analizzano i casi e si valutano i rischi, mettendo in atto strategie di lotta e programmi di prevenzione, come nel caso dell'influenza, le vaccinazioni. L'epidemia di coronavirus, intesa in questo modo, è per il momento relativa alla situazione cinese, dove il grande numero di casi non può più essere considerato un focolaio. Allora, cos'è una pandemia? Con pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più paesi o continenti, ponendo in questo modo una seria minaccia ad una grande fetta di popolazione mondiale. Proprio la pandemia influenzale sono quelle più preoccupanti e che possono manifestarsi in qualsiasi momento. Il termine viene da pandemos, tutto il popolo, e indica una diffusione incontrollata della malattia. È ciò che si sta cercando di evitare, ma ormai è arrivata, con il coronavirus, controllando e mettendo in quarantena ogni caso accertato e sospetto. In questo modo, a differenza di quanto succede con una pandemia influenzale, ogni caso è isolato e i numeri sono contenuti. Ma speriamo nella buona sorte e nel prossimo futuro.